Il giorno dopo l'allontanamento dell'assessore allo sport Roberta Agnoletto, la giunta grillina di Mira subisce un altro terremoto. Il sindaco Alvise Maniero ha infatti annunciato il ritiro delle deleghe ad altri due assessori simbolo della sua amministrazione, il responsabile di bilancio, tributi e polizia locale Michele Gatti e la collega addetta alla scuola e pari opportunità Orietta Vanin. Il sindaco parla di un atto dovuto, la città ha bisogno di assessori che siano presenti tutto il giorno per servire il popolo. Queste persone non erano in grado di assicurare questa presenza. Orietta Vanin, responsabile anche delle pari opportunità, aveva pubblicamente espresso la propria vicinanza alla collega Agnoletto per il modo in cui era stata trattata. Quanto a Gatti, poliziotto, era il fautore della completa pulizia all'interno del comune e del movimento. Intanto si moltiplicano le reazioni politiche al defenestramento dell'assessore allo sport del comune di Mira, complice anche la campagna elettorale. Il caso ha suscitato l'indignazione di tutte le forze politiche. Sentiamo. Inquietante, scandaloso, intollerabile, incredibile. Sono soltanto alcuni degli aggettivi pescati nel ricco vocabolario della lingua italiana dai politici impegnati in campagna elettorale per stigmatizzare il Movimento 5 Stelle di Mira per aver mandato a casa la sua assessora Roberta Agnoletto in attesa di un bimbo. Laura Puppato, candidato al Senato del PD in Veneto, ha definito inquietante ogni episodio che vede donne in politica nel Movimento 5 Stelle, riferendosi anche all'espulsione di Federica Sassi di Bologna e di Raffaella Pirini di Forlì. Antonio De Poli, deputato UDC, ha usato il termine scandaloso. Le deleghe si tolgono, ha detto, per motivi politici. Significa violare le regole. Francesca Zaccariotto, presidente leghista della provincia di Venezia e sindaco di San Donà, si vocifera sempre più vicina al PDL, si è dichiarata stupita che un amministratore pubblico non sappia che il diritto alla maternità è frutto di una storia e di tante battaglie delle donne che hanno ottenuto il riconoscimento di essere madri e lavoratrici. Gennaro Marotta, infine, dell'Italia dei Valori, si è spinto oltre, chiedendo le dimissioni del giovane sindaco. Se questa è la nuova politica del Movimento 5 Stelle, meglio tenersi la vecchia, ha detto.